Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi sabato 4 maggio. In apertura la cronaca. Tragedia della strada oggi pomeriggio a Luino. Un uomo ha perso la vita, 4 persone sono rimaste ferite. I particolari nel servizio di Luca Spriano. Tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi a Luino. In un incidente che ha coinvolto 4 auto sulla strada provinciale 61, un uomo ha perso la vita ed altre 4 persone di età compresa fra i 40 e i 55 anni sono rimaste ferite. Almeno una sarebbe in condizioni gravi. Rimasta intrappolata nell'abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco e poi affidata alle cure degli operatori sanitari. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Una delle vetture ha finito la sua corsa in una scarpata. Sul posto i soccorritori sono giunti in forze, 2 elicotteri, 3 ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco con il nucleo SAF e i carabinieri. La carambola è avvenuta 3 chilometri dopo la diga di Creva in direzione Lavena Ponte Tresa in una zona boschiva. Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo l'arteria che collega Luino a Cremenaga e Lavena Ponte Tresa procedendo verso la Svizzera. Sono molti i residenti in provincia di Varese che soprattutto per motivi di lavoro devono recarsi spesso a Roma, ma a Malpensa non c'è alcun volo diretto per la capitale. Così i pendolari su Roma sono costretti a decollare da Linate con tutta la serie di complicazioni e scomodità del caso. Piovono le lamentele e arriva un appello. Barbara Zanetti ha intervistato il commercialista varesino Ignazio Parrinello, uno dei numerosi professionisti interessati dal disagio. Ci vuole raccontare il calvario di chi deve raggiungere Roma da Linate? Come funziona? Sì, innanzitutto è incredibile che un aeroporto come Malpensa, con 23 milioni di passeggeri, non abbia un volo diretto verso la capitale. Questo naturalmente è a tutto discapito dell'economia locale, oltre che della facoltà di un viaggio più semplice per chi va a Roma. Solitamente in un'ora e un quarto si arriva a Linate, però se tutto va bene, se non ci sono intoppi, se non ci sono code, se non ci sono lavori in corso, se non ci sono incidenti, per cui per stare tranquillo per prendere l'aereo delle 7:30 devi partire tardi alle 4:45. Ecco, la sua è una denuncia di una situazione, ma che sottende anche un appello in qualche modo. Senza dubbio. Dovrebbero interessarsi le autorità locali, le associazioni, i sindaci, anche perché il tema ha una valenza anche economica per la nostra provincia. I medici, l'intelligenza artificiale e la sfida del domani. Se ne è parlato questa mattina a Varese all'Università dell'Insubria, il servizio. L'Ordine dei Medici di Varese fa i conti con l'intelligenza artificiale. In una gremita sala Granero Porati, oggi è sabato 4 maggio, all'Università dell'Insubria a Bizzozero di Varese, si è svolto un appuntamento del ricco programma formativo coordinato dal professor Giulio Carcano, nel quale è stato affrontato il futuro della professione medica alla luce delle innovazioni introdotte dall'intelligenza artificiale. La presidente dell'ordine, la dottoressa Giovanna Beretta, ha disegnato in apertura la cornice in cui si è sviluppato il confronto tra camici bianchi ed esperti, un confronto dal titolo Impatto deontologico ed etico dell'intelligenza artificiale. Ha detto la dottoressa Beretta: le riflessioni di più ampio respiro su queste tematiche rimarcano che quando si parla di intelligenza artificiale si parla di strumenti che possono aiutare a definire una diagnosi, una prognosi, ad identificare il miglior trattamento da adottare, ma le decisioni su paziente e cura, ha concluso la dottoressa Beretta, restano di competenza del medico, che fa sempre riferimento a valutazioni etiche e deontologiche. Solidarietà, ricerca e soccorso. Diverse le associazioni presenti con i propri stand oggi a Varese, in Corso Matteotti, nell'ambito di una giornata all'insegna della solidarietà. Ci racconta tutto Barbara Zanetti.
Giornata di grande solidarietà, quella di oggi, sabato 4 maggio, in centro Varese. Per tutto il giorno in Corso Matteotti sono stati allestiti stand che fanno riferimento a varie associazioni e gruppi che si occupano a vario titolo di solidarietà, ricerca e soccorso. Tra questi lo stand della Croce Rossa, dove ci si è potuti esercitare a fare le manovre di primo soccorso con un manichino. In serata la cena solidale con l'iniziativa Aggiungi un pasto a tavola, iniziativa di cui è titolare del progetto l'associazione Farsi Prossimo. Il ricavato della cena sarà devoluto alle associazioni Banco Non Solo Pane, Pane di Sant'Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale e Mensa delle Suore della Riparazione. Nuove strutture sportive grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Succede a Solbiate Arno e questa mattina c'è stata l'inaugurazione. Lorenzo Valentino ha intervistato il sindaco Oreste Battiston. Sindaco Oreste Battiston, a questa inaugurazione molto importante non solo per la società solbiatese ma anche per tutta la comunità, giusto? Sì, questo è un investimento fatto dalla Solbiatese Calcio, dalla società. Devo ringraziare il patron Claudio Milanese, tutto il suo staff e i suoi collaboratori perché hanno creduto in questo progetto e noi in collaborazione con loro lo stiamo portando avanti. Loro oggi inaugurano i campi sintetici e i 3 campi da paddle. La nostra amministrazione dal canto suo sta facendo la sua parte perché ha già approvato un progetto per la ristrutturazione di tutto lo stadio, impianti di illuminazione, tutti gli impianti dello stadio, anche acquisizioni di terreni esterni che in questo momento non sono nostri. Quanto è importante questa collaborazione tra pubblico e privato? È fondamentale anche perché quando c'è perfetta sintonia tra pubblico e privato poi alla fine non ci sono problemi e le cose si riescono a fare velocemente, nonostante magari un po' di burocrazia a volte frena i lavori, però in questo caso siamo stati velocissimi, la società è stata bravissima a realizzare in brevi tempi quello che si era prefisso. L'arte e la tradizione tessile Bustocca si fondono nell'edizione 2024 di Mini Art Textile. Oggi doppia inaugurazione. Il servizio è di Francesco Inguscio. Era gremita la sala conferenze del Museo del Tessile per l'inaugurazione di Mayfiber, l'evento diffuso che da oggi al 2 giugno renderà Busto Arsizio la capitale dell'arte tessile. Un'edizione particolarmente prestigiosa della rassegna. Oltre a Mini Art Textile, infatti, Busto Arsizio ospiterà 2 importanti opere del maestro Michelangelo Pistoletto, il Terzo Paradiso al Museo del Tessile e la Venere degli Stracci a Palazzo Marliani Cicogna. All'inaugurazione di questo pomeriggio, oltre al sindaco Emanuele Antonelli e la vice sindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli, è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il governatore ha elogiato la capacità di Busto Arsizio di organizzare eventi di grande portata culturale. Il risotto del Canton Ticino batte il risotto alla milanese, questo almeno secondo la classifica di un sito internazionale di cucina. Ci racconta tutto Maurizio Roberto. Il risotto svizzero batte quello milanese. La variante elvetica al secondo posto nella classifica dei 10 migliori, primo quello alla trevigiana. Il risotto del Canton Ticino batte il risotto alla milanese. È questo che è emerso dalla classifica del sito internazionale di cucina Taste Atlas, che tra i 10 migliori risotti con voto 4,5 su 5 stelle mette al primo posto quello alla trevigiana e al secondo posto appunto il risotto saffron, che è la variante elvetica di quello meneghino. 9 posti su 10 sono comunque ad appannaggio dell'Italia. Dal quarto in poi frutti di mare, zucca con salsiccia, al limone, ai gamberi, il primavera e il gorgonzola del Novarese sono i risotti selezionati dall'importante sito internazionale. Lo sport, in particolare il basket, con la salvezza già conquistata, l'Open Job Metis Varese chiude il campionato domani sul parquet di Pistoia. Il servizio, come sempre, è di Giuseppe Sciascia. L'Open Job Metis prova a chiudere col sorriso a Pistoia per guadagnarsi un posto in Europa nella prossima stagione.
Domani, domenica 5 maggio, si chiuderà il campionato 2023-24 per la formazione di Tom Bialazeschi. Ospite sul campo della Rivelazione Estra, sold out al Palacarrara per una partita che vale per i padroni di casa, attuali sesta forza del campionato, con la possibilità di migliorare il loro piazzamento, ma anche per Varese, salva aritmeticamente, ma bisognosa di fare ulteriori 2 punti per avvicinarsi al piazzamento utile in chiave della richiesta della wild card per la FIBA Europe Cup, che rappresenta una priorità per Luis Scola. Potrebbe essere l'ultima per tanti, a partire da Tom Bialazeschi in panchina, verosimilmente per i giocatori in scadenza di contratto come Walter Tensai e Spencer. Martedì 7 maggio è già stato fissato il saluto alla squadra da parte dei tifosi al Caffè Broletto, con chiaramente la solito salto ai giocatori, soprattutto Nico Magnon, rimasto nel cuore alla tifoseria. Intanto oggi, proprio in corso in questi momenti, l'Under 19 di Davide Roncari è in campo nella semifinale per il titolo italiano in caso di vittoria contro Tortona. Domani si giocherà lo scudettino di categoria. E ora scopriamo alcuni dei contenuti proposti dal nostro quotidiano che domani potrete trovare in edicola e in edizione digitale. Ce ne parla Luigi Crespi. Sulla Prealpina domani in edicola e in edizione digitale la copertina sarà dedicata al tragico incidente stradale avvenuto oggi a Luino. Ci occuperemo poi del caro mense scolastiche a Busto Arsizio. Il raffronto con le altre città della provincia e con Milano certifica che proprio a Busto si pagano le rette più alte. Il centro vaccinale di Gallarate cambia poi casa e dice addio al Casermone. Poi, come ogni domenica, dedicheremo inoltre 2 pagine alla salute. E poi tanto sport. Il calcio in primo piano, attesissima la sfida di Serie D tra Varesina e Piacenza. Venegono Superiore sarà invasa da 700 tifosi degli emiliani che potrebbero ottenere la promozione in Serie C. Tutto questo e molto altro domani in edicola con Prealpina. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani sera alle 19. Buona serata e buona domenica!